Pensiero del giorno, mercoledì 11 dicembre. In Dio è la nostra forza. Venite a me, voi tutti che faticate. Il mio giogo è facile e il mio carico è leggero. Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti dal 28 al 30. Come mai Gesù afferma che il suo giogo è leggero quando sappiamo che non si accontenta di poco? Che ci chiede di perdonare i nostri nemici, di amarci a vicenda come Lui ci ha amati, pronti quindi a sacrificarci gli uni per gli altri? Che ci chiede di condividere i nostri beni con chi è nel bisogno, di mettere da parte le persone e le cose più care per amore suo, di seguirlo sulla via della croce? Non sono cose difficili da mettere in pratica? La risposta la troviamo se pensiamo che il Figlio di Dio è venuto per renderci partecipi della sua vita divina. Per renderci partecipi della sua vita divina con la quale possiamo essere trasformati, anzi, vuole mostrarci la sua stessa capacità di amare. Ora, perché possiamo partecipare alla sua vita divina, la via, come ha spesso ripetuto, è una sola: mettere in pratica i suoi comandamenti. Se viviamo la sua parola, veniamo gradualmente trasformati in Lui. Ci verrà comunicata una ricchezza sempre maggiore del suo Spirito, lo Spirito Santo, che fa di noi uomini nuovi. Grazie a questo avremo una forza nuova che ci porterà oltre le circostanze opprimenti in cui possiamo trovarci. Chiara Lubich, Stralci del commento alla parola di vita del luglio 1987. Parola di vita, dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.